Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Il video di oggi è dedicato alla presentazione dell'ultimo ebook che si intitola Benessere Radionica. È un lavoro a quattro mani dove incontro e in particolare collaboro con Marietto Veneziano. In realtà la nostra collaborazione ha già avuto inizio diversi anni fa, però è il primo testo che rilasciamo congiuntamente. Questo ebook parla appunto di benessere, come avete visto dal titolo, ma prima di presentarvi l'ebook mi sembra opportuno spiegarvi un po' chi è Marietto Veneziano. Qualcuno di voi lo conosce già perché collaboro con lui appunto da diverso tempo, anche sui gruppi Facebook godo appunto della sua preziosa compartecipazione. Ma il Marietto Veneziano è il fondatore del sito www.ilcapitano.altervista.org. A lui dobbiamo infatti la diffusione completamente gratuita di tantissimi circuiti radionici che sono utili in qualsiasi settore della nostra vita. Troveremo infatti di tutto, è possibile trovare circuiti difensivi, circuiti per il ripristino dell'equilibrio psicofisico, per caricare l'acqua, per avvicinare delle persone, per migliorare certe situazioni, quadranti per le ricerche e le indagini radiestesiche, veramente tantissimo. Vi ricordo che chiunque acceda al sito www.ilcapitano.altervista.org può scaricare queste e molte altre dispense in modo completamente gratuito. Dunque Marietto Veneziano è già conosciuto nell'ambito della radionica e della radiestesia, in quanto appunto opera in questo settore. Questo ebook, come appunto abbiamo visto dal titolo, si occupa di benessere. Abbiamo deciso di concentrare l'attenzione su un unico argomento in modo da poter andare a 360 gradi e approfondire un pochettino le questioni diciamo più diffuse, più comuni che affliggono l'essere umano, almeno l'uomo moderno. Attualmente appunto abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla protezione per esempio del cuore, l'ipertensione, migliorare il sistema immunitario, la protezione di denti e gengive, e moltissimi altri circuiti, moltissimi, comunque un totale di 13 circuiti che appunto permettono di operare diciamo sulle cose più urgenti o comunque più diffuse nell'ambito dei malesseri, diciamo così, che appunto ci allontanano da un benessere. Dunque abbiamo appunto pensato di intervenire in questa direzione, fermo restando che avremo molte altre sorprese poi in seguito per tutti i nostri affezionati lettori. Vi presento intanto la metodologia con cui è stato creato l'ebook, perché abbiamo optato per i numeri cosmici Busby, cioè estratti col metodo Busby. I numeri cosmici, scusate, comici magari, comunque perché no, ma i numeri cosmici sono i numeri che corrispondono alle frequenze vibratorie di una situazione, cioè qualsiasi cosa o qualsiasi argomento, qualsiasi problematica, tutto corrisponde a una vibrazione che a sua volta appunto è la manifestazione di uno stato di coscienza. Dal momento che qualsiasi cosa appartiene alla coscienza divina e qualsiasi cosa che manifesta è attribuibile
a una scala vibratoria, è associata a una scala vibratoria, è possibile dunque estrapolare i numeri che rispondono a quella vibrazione precisa attraverso appunto un sistema che è conosciuto da tempi antichissimi. Dunque le stringhe numeriche non sono una scoperta moderna, per quanto oggi siano tornate alla ribalta. In questo ebook le ripresentiamo, ma dando il giusto onore all'antica tradizione che appunto ci ha permesso di conoscere e approfittare del beneficio delle stringhe numeriche. Vi mostro uno dei circuiti contenuti all'interno dell'ebook, così che chiaramente non posso mostrarveli tutti, altrimenti non avrebbe senso, ma vi mostro intanto con che principio sono stati elaborati. Questo ad esempio è per la protezione delle gengive. Allora, come vedete c'è sempre un riquadro che contiene altre informazioni oltre al circuito stesso e questo riquadro viene costantemente smagnetizzato dallo smagnetizzatore e questo permette appunto di non impregnare il circuito con energie diverse da quelle che appunto emana spontaneamente e per come è stato appunto pensato e per il compito che ha. Dunque non si satura, se vorrete oltre a stamparli potrete tranquillamente plastificare, che permetterà a questi circuiti appunto di durare più a lungo, proprio perché diventeranno più resistenti, difficilmente si strapperanno, macchieranno o altre cose che appunto influirebbero negativamente sulle sue vibrazioni e sulle sue onde di forma. Ci sono delle altre cose, il decagono è sempre un grande valorizzatore, il cerchio ha una funzione di, oltre a essere un simbolo di infinito e di volontà manifesta, appunto permette di irradiare questa stringa numerica. I numeri, come è stato detto, sono stati estrapolati tramite il sistema Busby, di cui ho parlato in uno dei miei video e se vorrete approfondire vi lascio appunto nella descrizione di questo video il link da cui andare a vedere appunto la spiegazione, la piccola pillola di condivisione che parla dei numeri Busby, così che gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org potrete scaricarvi il quadrante per estrapolare i vostri e potrete mettervi all'opera per appunto risolvere chissà quante argomentazioni o questioni della vostra vita quotidiana. Qua vediamo un simbolo molto importante che è la Lef, è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, in quanto prima lettera porta con sé i valori del numero 1 ed è sempre un buon avvio, un buon inizio per riportare, diciamo così, tutto in linea con l'intenzione primordiale della volontà divina. Poi ogni circuito porta la dicitura di quello che va a trattare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, per la vostra attenzione, spero che gradiate questo lavoro e troverete comunque all'interno dell'ebook delle altre piccole sorprese che allieteranno la lettura e renderanno molto più piacevole la vostra esperienza con questo ebook sul benessere e la radionica. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda e chiaramente vi mando i saluti anche di Marietto Veneziano. A presto!